L'autostart segna 30 secondi, anzi 25 per il via di questo centrale del convegno del 19 di febbraio qui all'Arcoveggio. È il premio Cirmolo, la dotazione è importante, 13.200 euro, e prevede partecipanti che abbiano vinto di 5-6 anni, che abbiano vinto da 25 a 75.000 euro in carriera. Il posizionamento dell'autostart ovviamente rivela una corsa sui 1.600 metri, quindi sul miglio. Andiamo a vedere il campo dei partenti mentre la macchina ha chiamato tutti i concorrenti dietro le ali. Abbiamo col numero 1 Espresso Italia Marco Stefani per Enrico Montagna, col 2 Flica Alessandro Dettoris per Gennaro Casillo, Emiro Clemar col 3 Vincenzo Luongo sempre per Gennaro Casillo, Flash NP Ferdinando Pisacane per Ciro Di Nardo, Elettra OP René Legatti per Edi Moni, Exelon Indal Roberto Vecchione per Esposito. E abbiamo un rapporto di scuderie tra Elettra OP ed Exelon Indal e non è lo stesso, non è un rapporto anche di allenamento, solamente la scuderia evidentemente Indal. La macchina sta prendendo velocità e sta per dare il via a questa corsa centrale, assolutamente molto curiosa e molto interessante da andare a vedere, però va a partire fortissima Elettra OP e sembra che riesca a prendere il meglio, e quindi si mette in prima posizione, quello che forse non ci si aspettava. Ecco, è successo, Elettra OP davanti a tutti, Flicca rimane in seconda in posizione, Espresso Italia rimane terza alla corda e Flash NP rimane a fianco di Espresso Italia, e ora ovviamente dovrà scegliere cosa fare. 14,5 è il primo parziale, un bello strappo dietro la macchina, poi dopo René Legatti sta già incominciando a moderare l'andatura quando siamo nella retta delle scuderie. E sì, ovviamente arriva ai 400 metri stavolta percorsi per un totale di 29,6, quindi 15,1 la frazione. Entriamo nella seconda curva e davanti a tutti ovviamente c'è sempre ancora Elettra OP con René Legatti che modera. Flash NP quando siamo al paletto dei 600 metri gli arriva al sediolo, ma sempre con un'andatura che rimane abbastanza tranquilla, soprattutto per questo tipo di categoria. 15,3 l'ultima frazione. Andiamo nella retta delle tribune e sempre davanti a tutti Elettra OP, al suo fianco Flash NP, poi abbiamo Flitka alla corda che precede Espresso Italia. Nelle corsie di esterno ovviamente seguono Exelon Indal in ultima posizione Emiro Clemar. Stiamo per andare verso il chilometro con le posizioni cristallizzate, ma l'andatura ovviamente accelera. Abbiamo un 29,9 degli ultimi 400 metri e ora c'è la punta decisa di Flash NP per andare a scalzare dalla prima posizione Elettra OP, e arriviamo ai 400 al pali quando Flash NP mette mezzo cavallo davanti. Ferdinando Pisacane insiste nella sua azione e prova davvero a scalzare la prima posizione, e la cosa succede a metà dell'ultima curva. Numero Flash 1 NP è Espresso davanti Italia, a tutti, sta arrivando squalificato. anche Emiro Clemar con Vincenzo Luongo per lanciare la sfida in retta d'arrivo. Siamo negli ultimi 200 metri di corsa. Flash NP ha superato tutte le resistenze e ora prova a difendersi dall'arrivo finale di Emiro Clemar, che ci prova, si avvicina ma si salva. Flash NP ancora una volta prima qua a Bologna, quindi vince Flash NP. Tempo a chilometro 1:12,9, una misura assolutamente considerevole, il rotolo in 2:01. Flash NP vince, il figlio di Owen CR guidato da Ferdinando Pisacane per Ciro Di Nardo e la proprietà di Nicola Pisacane. Al secondo posto un ottimo Emiro Clemar che ha dato filo da torcere fin sul palo al vincitore, quindi Emiro Clemar con Vincenzo Luongo al secondo posto. Conclude il marcatore, abbiamo Flick con numero 2 e al quarto posto Elettra OP. Quindi ordine di arrivo finale: primo numero 4 Flash NP, secondo numero 3 Emiro Clemar, terzo numero 2 Flicka e quarto numero 5 Elettra OP. E noi ci riascoltiamo appunto per la settima corsa del programma qua dall'Arcoveggio.